Io, prima di chiudere, in qualche modo passo la parola all'amico Canciani. L'altro argomento di questi anni sarà, oltre che non pianificare, la parola non vado matto di questa parola. È poco liberale. Mettiamola, insomma, pensate voi proprio, oltre che far crescere il vento secondo l'idea che vogliamo di un vento che ci piaccia, mettiamola così. L'altro argomento dei prossimi anni, e credo che attorno alla parola cultura, turismo, territorio ci stia una delle ricette. L'altro argomento è che il vento, a mio avviso, tornerà centrale nello scacchiere mondiale. Ho usato un modo esagerato, ma come la Serenissima è stata qualche migliaio di anni fa, qualche centinaia di anni fa, centrale rispetto a quel mondo, quello che sta succedendo nel mondo ci porterà ad essere una terra di nuovo molto interessante. Ho esagerato dire centrale nel mondo, ma non sbaglio di molto, perché se uno riguarda la geografia che si sta muovendo, anche solo lontanissime, solo lo spostamento economico su India e Cina cambia la nostra posizione dell'Europa nel mondo e noi rispetto al mondo. E allora il vento che è attraversato, e poi spero che torni su questo, vedendo le mappe dietro ci dirà qualcosa, che è attraversato dai corridoi più importanti d'Europa, almeno per quel che riguarda questo clima, sono più interessanti di 10 anni fa. Perché 10 anni fa guardavamo l'Africa in modo diverso. Oggi, al di là di quello che sarà, non ho la sfera di cristallo, ma comunque sia, diventa una cosa radicalmente diversa che non 10 anni fa. Due, credo che l'altro argomento, l'argomento del canale di Suez, che comunque ci sarà, è il cambio totale del meccanismo dei trasporti mondiali, ci porta, per un fatto logico, ad essere il porto, tutta la parte alta dell'Adriatico, e quindi Veneto, Friuli, un po' di Capodistria, quello che sarà, di fatto un ricettore di merci straordinario, e quindi economia, e quindi merci e persone. E quindi qualità della proposta che daremo, non solo sul piano delle merci, che è fondamentale giocarsi la partita, ma anche cosa mostreremo a queste persone che attraverseranno i nostri territori. Perché probabilmente su questa partita costruiranno un vento anche sul piano economico. Perché come quel mio sindaco di tanti anni fa, che ha trasformato il mio territorio, il mio paese, da un paese fortemente agricolo, inventandosi un'azienda padovana che si è messa a trasformare, a lavorare la frutta, probabilmente il nostro futuro sarà guardando lo scenario mondiale. E credo, forse sbaglierò, che forti dei talenti che abbiamo, che sono la nostra storia, la nostra cultura, i nostri beni culturali, il nostro territorio pulito, migliorato, valorizzato, secondo non più piani rigidi, ma idee condivise per il futuro, beh, se vogliamo anche questa grande opportunità che questo cambiamento epocale ci sta procurando, probabilmente avremo un vento di grande qualità. Qual è il rischio? Di non cogliere, sarebbe drammatico. Ma secondo, io ho visto quei sindaci di 50 anni fa, che nel modello o non modello hanno colto l'occasione, saremmo veramente disastrosi se dopo 50 anni imparando loro non coglissimo questa cosa.